Buongiorno. Buongiorno. Come state? Possiamo in questo momento pregare? Alziamoci in piedi per leggere un versetto della parola del Signore. Dopo possiamo pregare insieme per iniziare questo culto di lode e adorazione a Gesù. Amen. La parola del Signore dice, Salmi 34. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore, gli umili lo udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Questo è un invito della parola del Signore e anche un invito per noi questa mattina di iniziare la nostra giornata nella casa del Signore, iniziare il nostro giorno lodando e adorando al Signore. Io benedirò il Signore in ogni tempo. Benedire è anche un modo di ringraziare. Non dire solo delle cose che non vanno bene, non dire solo i nostri problemi. Benedire è ringraziare. Benedire è dire al Signore quello che Lui ha fatto di buono. E questo è un momento di ricordare anche tutto ciò che il Signore ci ha fatto di buono. Amen. Possiamo fare una preghiera, ma prima di pregare, non so se hai salutato già la persona al tuo fianco, ma puoi salutare, buongiorno, come stai, che Dio ti benedica. Se tu non conosci la persona, puoi chiedere anche il nome. Siamo la famiglia del Signore, siamo fratelli, amen, in Cristo. Amen, amen, amen. Come è meraviglioso io penso così, non so cosa pensate voi, ma io penso che iniziare la settimana, iniziare la giornata nella casa del Signore è un regalo, è un privilegio, è una benedizione. Amen. E dobbiamo anche iniziare lodando e ringraziando al nostro Dio come la parola ci insegna. Possiamo pregare insieme? Grazie Signore, ti ringraziamo perché stiamo iniziando il nostro giorno davanti a te, lodando e adorando al Signore. In questo momento, Signore, ti chiediamo di benedire la nostra vita, ma ti chiediamo anche, Signore, di parlare, vogliamo sentire la tua voce, che possiamo in questo momento, Signore, lodare, ringraziare, cantare e fare tutto quello che possiamo fare nella presenza del Signore. Signore, ti ringraziamo perché è una benedizione stare in famiglia nella tua casa, Signore. Grazie per questo giorno, ti chiediamo nel tuo nome, Gesù, di benedire la nostra vita. Amen, amen. Adesso è un momento di cantare, di alzare la voce, ma cantare veramente, amen. Possiamo lodare Gesù, amen. Facciamo un applauso al Signore, gloria a Dio. Il nostro Dio è in mezzo a noi e nella lode è presente. Il nostro Dio ci opererà, Lui è benigno e santo. Il nostro Dio è in mezzo a noi e nella lode è presente. Il nostro Dio ci opererà, Lui è benigno e santo.
domanda qua. Chi è che ha avuto una settimana piena di mal di testa, pieni di intrugli a lavoro, famiglia? Qua alzi la mano. Chi è arrivato qua pieno di problemi qua durante la che si è accumulato durante la settimana, alzi la mano. Potete alzare, non c'è nessun problema. Sappiamo che tutti quanti qua abbiamo problemi. Prossima canzone si chiama Tu sei la mia gioia. Noi abbiamo finito una settimana piena di mal di testa, piena di problemi, no? Alla famiglia, chi studia ancora, chi adesso lavora. E noi adesso possiamo cantare così, in faccia ai problemi: tu sei la mia gioia, tu sei la mia pace, tu sei la mia fonte inesauribile di allegria. Dire che noi abbiamo un Dio molto più grande di tutti quanti i nostri mal di testa, un Dio più grande di tutti quanti i nostri problemi. Amen? Amen. Ok, possiamo cantare. Esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai lavato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Possiamo sentire che Dio è qui in mezzo a noi questa mattina. Se noi lo chiamiamo, Lui verrà. Noi possiamo proclamare con la prossima canzone, tu sei qui, ti muovi fra di noi.
Adoro te, adoro te. Possiamo adorare questo momento il nostro Signore? Amen. Tu non ti fermi,
Sì, oh Padre, anche se non ti sentiamo, anche se sembra tutto calmo, anche se mille problemi, mille difficoltà, mille preoccupazioni ci assalgono ogni giorno, sei tu che stai operando, sei tu che già hai provveduto, Padre, tu già hai la soluzione per ogni problema, per ogni difficoltà. Ci chiedi solo di abbandonare tutto questo nelle tue mani, ci chiedi solo di fidarci di te, ci chiedi solo di farci guidare ogni passo, che tu, oh Padre, possa guidare ogni passo della nostra vita, ogni decisione, oh Padre, ogni pensiero, Padre, che possa venire da te, che possa essere conforme alla tua parola, che possa essere conforme alla tua volontà, al disegno divino che tu hai per ognuno di noi, oh Padre. Tutto chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Più io ti cerco e più ti trovo, più io sto con te e più ti amo, più io ti cerco e più ti trovo, più io sto con te e più ti amo. Ai piedi tuoi io starò, dalla tua coppa berrò, respirerò sul tuo cuore per sentirlo. Profondo è il tuo amor, va oltre ogni mia idea, la tua pace in me che mi avvolge. Più io ti cerco e più ti trovo, più io sto con te e più ti amo. Di tuoi io starò, dalla tua coppa berrò, respirerò sul tuo cuore per sentirlo. Profondo è il tuo amor,
abbiamo cantato più io ti cerco, più io ti trovo. Allora molto probabilmente se tu sei venuto qua è perché tu stai cercando Cristo Gesù Signore che ti salva, che guarisce, ma ti guarisce veramente. Lui fa il lavoro completo, lui non lascia quell'amaro, lui lava completamente. E lui è qui. Tu l'hai cercato, tu sei venuto questa mattina, tu potevi rimanere a casa magari a guardare la live, ma tu sei venuto qua è perché Gesù vuole cambiarti. Più ti cerchi, più ti trovo. Abbiamo appena cantato. Più io sto con te, più io ti amo. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio perché il tuo amore non cambia, il tuo amore è sempre quello, Padre. Ti ringrazio perché tramite il tuo amore, Padre, tu ci fai capire che anche se noi sbagliamo, Padre, anche se noi abbiamo magari 1000 problemi, abbiamo un enorme gigante da combattere, Padre, noi sappiamo che tu sei molto, molto, molto più grande di questo gigante, Padre, molto più grande di tutti i problemi che esistono qua in Italia, Signore, nel nostro lavoro. Tu sei molto più grande di quello che sta succedendo in tutto il mondo, Padre. Tu regni sopra tutto quanto, Padre. E ti ringrazio, Padre, per questo. E ti ringrazio, Padre, perché noi questa mattina abbiamo lodato il tuo nome, Padre, che noi possiamo continuare nella tua presenza. Signore, ti prego, parla attraverso Rubens, Padre, che lui possa essere un canale di benedizione, Padre, che noi possiamo ricevere la tua parola oggi, che è la tua parola che cambia, Padre, che non rimane lì una domenica e basta, Signore, che noi possiamo portarla nel nostro cuore, Signore, nel nostro quotidiano, Padre, che il nostro cuore, la nostra mente può essere completamente lavata, Padre, che noi oggi possiamo rinascere. Ti chiedo tutto questo nel tuo nome santo, Padre. Amen. Potete sedervi. Amen. Amen. Non so come il tuo cuore in questo momento, ma io posso già sentire la presenza dello Spirito Santo. Possiamo sentire già che il Signore ha iniziato a fare un lavoro in mezzo a noi. Amen? Amen. Vi invito a aprire la Bibbia. Possiamo leggere Salmi 40, primo versetto, 2, 3 e 4. Possiamo leggere questo testo bello, potente, questo testo meraviglioso della parola del Signore. Salmi 40. Amen. Hai trovato già? No? Lo so che ce l'abbiamo là, però dovete anche trovare nella vostra Bibbia. Amen? Salmi 40 dice così: o pazientemente, che parola? Ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi e li ha messo nella mia bocca un nuovo cantico all'ode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola che è potente, viva. Ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo che hai preparato, Signore, un messaggio
al nostro cuore questa mattina. Parla, Signore, parla. Adesso io apro il mio cuore, la mia vita e chiedo, Signore, anche di parlare con ciascuno di noi, Signore, come Monique ha pregato, che possiamo cambiare la nostra vita oggi, che possiamo sentire la tua parola e possiamo lasciare che questa parola possa entrare e cambiare la nostra vita, il nostro cuore. Ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. La prima parola che mi fa percepire che il Signore inizia a parlare è aspettare con pazienza. Il nostro tema di oggi sarà l'importanza di aspettare in preghiera. È molto difficile aspettare. Di solito non vogliamo aspettare niente, principalmente oggi nel nostro mondo agitato, è sempre tutto con fretta, sempre tutto veloce, non vogliamo aspettare niente. E questo testo meraviglioso, un salmo di Davide, dice così: ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Io vorrei parlare con voi oggi 5 cose che dobbiamo fare, imparare e capire per sapere come aspettare in preghiera. La prima cosa importante sarebbe: quando io aspetto in preghiera, io lascio il Signore lavorare. Io vado diretto al punto. Salmi 46, 10. Possiamo leggere? Per me questo è il mio versetto preferito della parola del Signore e sempre che io leggo questo brano il Signore parla, perché è molto molto forte e anche molto potente. Quando io aspetto in preghiera, quando io imparo a aspettare, il Signore inizia a lavorare. Possiamo leggere Salmi 46, 10, dice cosa? Fermatevi. Possiamo ripetere questa parola? Fermatevi. Dice: e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore ci sta dicendo: fermatevi, non fare niente, non lavorare, dovete aspettare. Io sono Dio, io sono il Signore. Fermatevi, fermatevi. Dio ci sta insegnando non fare niente, non toccare, non lavorare. Ci penso io, faccio io. Questo è il nostro Signore, questo è il nostro Dio. Io devo riposare, io devo confidare. Se io credo che il mio Dio è il Signore della mia vita, io devo credere in questa parola. Io devo fermare, io non devo fare niente. Lascio che il Signore possa essere Dio. Ogni tanto io voglio essere Dio. Ogni tanto io voglio fare nel mio modo. Ogni tanto io voglio fare. No, ma è così, Signore. Il Signore sta dicendo che è di qua, io dico che è di là. No. Lui è il Signore. Lui che lavora. Aspettare mi insegna a dare il controllo a Gesù. È facile dare il controllo della nostra vita al Signore? Dire al Signore: fai tu, Signore, non nel mio modo, non come io voglio. Consegnare al Signore il controllo della nostra vita è la nostra grande sfida. Io faccio tutto come io voglio. Il mio lavoro è pregare. Il mio lavoro è confidare. Io devo iniziare una vita di preghiera. Aspettare in preghiera è confidare che Lui è Dio. Io sono figlio, io non sono Dio. Non so se sapete questo, ma non siamo Dio. Lui che fa, Lui che è potente, Lui che è grande, Lui che è forte, Lui che fa miracolo. Lui è il Signore. E la parola ci insegna: fermatevi. Fermatevi. Io
io sono Dio. Io devo riposare, io devo confidare nel Signore. Amen? La prima cosa che devo fare quando io aspetto in preghiera è lasciare che il Signore possa lavorare. La preghiera mi insegna che Dio è Dio. La preghiera mi insegna che io devo riposare. Dio ci insegna a non fare nel nostro modo. Quando io penso che posso fare da solo, quando io penso che posso fare come io penso che le cose devono essere, sicuramente io sbaglierò. Sicuramente io sbaglierò. La prima cosa che dobbiamo imparare, carissimi, è chiedere al Signore. Chiedere tutto al Signore. Pregare in ogni tempo. Pregare in ogni tempo. Hai pregato già oggi? Non qui in chiesa, nella tua casa. Hai pregato, hai parlato già col Signore oggi? Hai chiesto già al Signore oggi cosa dovete fare? Com'è la tua vita oggi, la tua settimana, lavoro, famiglia, i tuoi problemi? Hai consegnato già al Signore? Dio ci sta dicendo questa mattina: confida in me. Non dobbiamo provare a aiutare il Signore. Sai? Noi che siamo brasiliani, vogliamo sempre, c'è una frase in portoghese che è un jeitinho brasileiro. E sempre vogliamo fare una cosa per risolvere un'altra cosa in un modo brasiliano. Forse, non so Gaetano, un modo napoletano, sicuramente, un modo napoletano di risolvere le cose. Dio chi è Dio? Io devo consegnare la mia vita al Signore, credere che Lui fa tutto. Amen? Amen! La seconda cosa, quando io aspetto in preghiera, non mi viene l'ansia, io confido. Possiamo leggere Filippesi 4,6, dice così, Filippesi 4,6, no, sempre leggeremo la parola del Signore, perché tutto ciò che abbiamo bisogno si trova nella parola del Signore. Io devo leggere ogni giorno la parola del Signore. Amen. Lettera ai Filippesi 4,6. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere. È la parola del Signore che ci insegna che io devo fare la mia angoscia, tutto. Devo consegnare al Signore. Fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Non angustiatevi, non angustiatevi. Consegna al Signore. Qual è il tuo problema oggi? Qual è la cosa in questo momento dentro del tuo cuore che ti fa pensare, Signore, ma domani inizia tutto di nuovo. Cosa io faccio? Lui conosce il tuo cuore. Io non conosco, però il Signore conosce il tuo cuore. Il Signore sa cosa stai pensando adesso. Il Signore conosce la tua vita. Non angustiatevi. Addirittura non serviva neanche pregare, sai? Io non posso pregare senza confidare. Quando io parlo con il Signore, io devo confidare. Però Dio vuole ascoltare la tua voce. Dio conosce, Dio sa prima di parlare quello che va dentro del mio cuore. Giusto? Dio conosce prima di fare una preghiera quello che io parlerò col Signore. Dio sa prima di parlare. Salmi 139 dice così, che Lui conosce il mio cuore, però Lui vuole ascoltare la nostra voce, vedere che io e te, che noi riconosciamo che Lui è il Signore. Non angustiatevi. Tu poi, chiedo scusa, però siamo una famiglia e una famiglia parla ogni tanto, non possiamo non parlare con la persona vicino a noi. Ti chiedo adesso di parlare con questa persona accanto a te. Non angustiatevi. Confida nel Signore, parla con questa persona. Parla così, confida nel Signore. Confida. Apri la tua bocca, parla con Lui. Dà a Dio i tuoi problemi, i tuoi difficoltà.
parla col Signore. Proverbi 3, 5 e 6 dice così: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Confida nel Signore. Tu non devi fare nel tuo modo. Confida nel Signore. Non ti appoggiare sul tuo discernimento. Se tu vuoi fare nel modo giusto, confida. Lascia il Signore lavorare. Sa cos'è confidare? È credere che Lui farà. Confidare è dormire tranquillo, è riposare. Sa cos'è confidare? Pedro, vieni qua. Vieni qua. Confidare è così. Pensa che io sono io e Lui è Dio, sai? E quando io do il mio problema, tu sei Dio solo adesso, ok? Mi raccomando. Non dopo deve tornare là, ma io sono Dio, va bene? Solo adesso. Certo, Pedro, questo è il mio problema, questa è la mia difficoltà. Di solito cosa faccio al Signore? Signore, questo è il mio problema, va bene? Ti do il mio problema, Signore. Prendi cura di me, Signore. Signore, per favore, questo è il mio problema, Signore, Signore. Sto dando al Signore il mio problema? Sto confidando nel Signore? Sto lasciando il Signore essere Dio? Cosa devo fare? Signore, questo è il mio problema. Arrivederci. È così che si fa. Quando io consegno al Signore i miei problemi, i miei difficoltà, quando io do al Signore la mia vita, quando io riposo nel Signore, quando io credo nella parola del Signore, io riposo e Lui fa il suo lavoro. Questo è il segreto, questo è il grande punto. Io devo dare al Signore e riposare. Grazie, Signore. Bravo Pedro. Io devo riposare, confidare. Quello versetto che abbiamo letto, fermatevi, sarebbe tipo: io sono Dio, tu non sei Dio, io sono Dio. Ok? Confidare è credere, confidare è riposare. Terza cosa importante, quando io aspetto, io riconosco che non è, questa parte è difficile, anche per me. Quando si inizia a preparare la predica, Dio inizia parlando prima con noi e dopo con la Chiesa. E quando ho scritto questa parte ho detto: Signore, ma è difficile, no? Io riconosco che non è la mia volontà, ma la volontà del Signore. E questo è il problema. Dire al Signore: fai la tua volontà, Signore, non la mia. Ma io voglio fare del mio modo. Io non voglio. C'era una canzone in portoghese che dice così: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Tipo, io non sono niente. Signore, fai tutto. Io non ce l'ho sogno, progetti, fai la tua volontà. E la preghiera più difficile di imparare a pregare è dicendo al Signore che non sia la mia volontà, sia la tua volontà. Io voglio questo, però cosa il Signore vuole per te? E questa deve essere la mia preghiera: riconoscere che non è la mia volontà, ma la volontà del Signore. Rinunciare a ciò che voglio, lasciare che Lui faccia al modo suo. Romani 12:2, possiamo leggere? Romani 12:2 dice così: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. La volontà del Signore è buona, gradita e perfetta. Possiamo ripetere? La volontà del Signore è buona. Non posso dimenticare, la volontà del Signore è buona. Io sono sicuro che il migliore Lui farà. Se è buona per me. Lui farà il migliore. Se la volontà è gradita, sicuramente mi darà gioia, mi farà bene. Lasciare la mia volontà da parte e consegnare al Signore il controllo della mia vita e dire: va bene Signore, tu
sei il Dio. E quando io inizio a fare così, la mia vita cambia. Se la volontà è perfetta, è tutto ciò che ho bisogno. Quando è perfetta, non mi manca nulla. Io non sono perfetto. Tu non sei perfetto. Scusa, tu non sei perfetto. Lo so che è una brutta notizia, però non sei perfetto. Io penso che sono perfetto. Ogni tanto penso anche che posso dare una mano al Signore dicendo: Signore, perché tu non fai questo modo? È migliore, Signore. Io mi conosco. 40 anni che io mi conosco, Signore. E può darsi che io pensi che mi conosca meglio del Signore. Lui è Dio. Lui ti conosce. Lui è perfetto. Il Signore ci ha creato. Lui ti conosce. Lui conosce prima di parlare. Io devo confidare, imparare ad aspettare in preghiera. Quando io prego, io conosco la volontà del Signore, ma devo pregare. Ecco perché ogni tanto sbaglio la strada, perché non parlo col Signore. E pregando che io inizio a conoscere quello che il Signore vuole fare. Io devo pregare. Se io non sviluppo un rapporto, una vita con Dio, io mai conoscerò la sua volontà, i suoi piani per me. Sai perché c'è qualcosa che non va bene nella tua vita? Perché non stai pregando. Sai perché c'è qualcosa che non va bene? Perché tu devi migliorare il tuo rapporto col Signore. Perché quando io inizio a parlare con Dio, sicuramente avrò problemi, difficoltà, tante cose, ma io conosco quello che il Signore sta facendo. Io conosco che la sua volontà è buona, perfetta, gradita. La maggior parte delle persone, carissimi, vengono in chiesa, si siedono sulle sedie, cantano, suonano, fanno le sue offerte e non conoscono il Signore. Tanta gente viene in chiesa e non conosce Gesù. Tanta gente viene ogni domenica, alza la mano per lodare e adorare al Signore, ma non ha mai sentito la voce dello Spirito Santo. Quando è stata l'ultima volta che il Signore ha parlato con te? Quando è stata l'ultima volta che tu hai sentito la voce del Signore dentro del tuo cuore? Pregate! Dobbiamo pregare, parlare con il Signore ogni giorno. Se io voglio imparare e capire che Dio è Dio, se io voglio sapere la sua volontà, io devo conoscere il mio Signore. La buona notizia è che il Signore è in mezzo a noi adesso. Il Signore è accanto a te adesso. Cosa ti manca per iniziare subito una vita di preghiera? È molto semplice, carissimi. È molto semplice. Essere credenti non è tanto difficile. Inizia a pregare. Gesù sta tornando. Gesù sta tornando. Non so se avete percepito. Inizia a leggere su internet che subito si capisce che Gesù sta. Per me è una cosa veloce. Io non penso che sarà 100 anni. È veloce. Gesù sta tornando, veramente. E dobbiamo pregare. Dobbiamo iniziare una vita di preghiera. Amen. Vangelo secondo Matteo 6,9 dice così: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Allora, venga il tuo e sia fatta la tua. Addirittura la tua volontà e non la mia, ma io voglio questo, io voglio fare così. Sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Sia fatta la tua volontà, non la mia. È difficile. Questo è il grande segreto, sai? Lasciare la mia volontà, lasciare quello che io voglio, lasciare quello che penso, che sarebbe migliore, secondo me, lasciare da parte il mio orgoglio,
i miei desideri, le mie passioni. Dà tutto al Signore. Amen. Amen. Quarto punto. Quando io aspetto in preghiera divento più forte. Isaia 40, 31. Ma che versetto meraviglioso questo. È un versetto che dobbiamo sapere memorizzato. Isaia 40, 31. Possiamo leggere? Ma quelli che sperano nel Signore, cosa? 9. Si alzano a volo come aquile, corrono e non si, camminano e non si. Che bello. 3 parole importanti. Forze, per me, ok? Forze, aquila, stanco. Prima cosa, se io aspetto in preghiera, io divento una persona forte. Una persona forte può vincere tutto. Una persona debole non arriva da nessuna parte. Una persona che non mangia, una persona che non fa esercizio, una persona pigra è una persona debole. Una persona forte è diversa. Una persona forte vince tutto. L'aquila è l'uccello volante più alto. Io penso che è bellissimo vedere l'aquila volando, vero o no? È bellissimo vedere. L'aquila vede più lontano, l'aquila è più forte, più esperta, l'aquila vola. Vola? Esatto. Volete essere come un'aquila? È una cosa importante che Dio sempre parla nel mio cuore quando leggo questo versetto, di volare come aquile. È così. Aquila, gallina. Sai? Aquila e gallina. Come vola una gallina? Praticamente non vola, no? È così. L'aquila non parla con una gallina, perché l'aquila vola alto e gallina non riesce neanche a parlare con l'aquila. Ogni tanto ci sono credenti aquila e credenti gallina. Sorry. E io devo imparare. Cosa ci insegna questo? Che se io volo come aquila, io non parlo con quello tipo di credente che vola basso, che non confida nel Signore, che non conosce la parola del Signore, che piace fare gossip, che quando io parlo con lui parla dappertutto, dice no, ma sai cosa Rubinho mi ha detto, eccetera. Tu devi consegnare i tuoi problemi al Signore, non parla con nessuno, non devi parlare con gallina, devi parlare col Signore. L'aquila vede lontano. Una gallina che vola così non riesce neanche a vedere 3, 4, 5 metri. La visione è corta, stretta, ristretta. Bravo. Aquila no, aquila vola alto. L'aquila proprio per me significa saggezza. L'aquila vede lontano e è così che il Signore ci insegna nella sua parola. Se io spero nel Signore, Lui mi dà forza, io posso volare come aquile e non mi stanco. Quando io aspetto in preghiera, imparo a essere forte e non mi stanco. Avete visto già un credente stanco? Oh Signore, un credente stanco è molto difficile, è una sfida. Si vede subito quando una persona vive una vita di preghiera, perché quando una persona vive una vita di preghiera è forte e si vede, si conosce un credente quando lui apre la bocca,
quando inizia a parlare. Ho imparato questo veloce. Un credente inizia a parlare con una persona. Se questa persona 2, 3, 4 minuti non parla niente di Dio, non parla niente del Signore, non parla una cosa di buono, e sempre tutto va male, si lamenta spesso, non c'è niente di buono, mormora, un credente stanco di aspettare, va bene, pace, credente stanco. Tu sei un credente stanco di aspettare. Può darsi che stai aspettando da tanto tempo, pregando, il Signore non sta facendo niente, perché non è il tempo del Signore. La buona notizia è che quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Confida, aspetta. L'ultimo punto, 5. Quando io aspetto in preghiera, io trovo la pace. Amen. Io non so per te, per me l'unica cosa che io voglio è la pace del Signore. Lettera ai Filippesi 4, 6, 7 dice così: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamento. Questo abbiamo letto già, adesso la parte importante. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. La gente oggi vive senza pace, vero o no? Sono vuoti, non si fidano di Dio, si fidano del loro lavoro, loro soldi, della loro forza, dei politici, si fidano di cose che non possono risolvere. Mancanza di pace. La pace di Dio supera ogni intelligenza. Quando io aspetto in preghiera, io capisco che non sono io che controllo, non sono io che guido, non sono io che faccio, non sono io che risolvo. Io confido e credo che Gesù può fare tutto. Lui mi dà pace. Sa cos'è pace? Pace è mancanza di paura. Vero o no? Per capire cos'è la pace devo ricordare cos'è la paura. Avere la pace nel cuore è credere che Dio lavora, che Dio fa, che Dio si prende cura, Dio mi ama e se lo fa sarò tranquillo. Se non lo fa sarò tranquillo lo stesso. Io ho pace dentro di me. Pace è mancanza di paura. Il tempo di Dio non è il nostro tempo. Lo so che avete ascoltato già questa frase. Io sento questa frase da quando sono bambino. La mia mamma diceva: il tempo di Dio non è il nostro. Devi aspettare. Il tempo di Dio non è il nostro. È facile parlare, scusa, lo so. Chiedo scusa, in portoghese non è così. Il tempo di Dio non è il nostro. Io devo aspettare. Ma Signore, io vorrei. Ci sono due parole per dire tempo: Cronos e Kairos. Due parole di origine greca: Cronos e Kairos. Cosa significa Cronos? Cronos è il tempo cronologico, minuti, ore, giorni, ok? Questo è il tempo Cronos, è il mio tempo. Quando io voglio una cosa, io voglio adesso, io voglio subito. Signore, è come andare, esempio, quando vado in McDonald's e compro un panino e 5 minuti dopo, ma dov'è il mio panino? Dov'è la mia Coca-Cola? Dov'è? Tempo. Cronos. Però l'altra parola, ho detto che Cronos, il concetto è legato all'idea di tempo, ok? Kairos
è una parola di origine greca anche, che significa momento giusto, opportuno. Quando io parlo di Kairos, io dico tempo di Dio, tempo del Signore, non è il mio tempo. Ho detto che sentiva tanto la mia mamma dicendo no, il tuo tempo non è il tempo del Signore, perché io devo imparare ad aspettare. Aspettare. Sai quando io vado nel dottore oppure vado dentista, né? Quando vado nel dentista, cosa faccio? Quando arrivo, do il mio nome, i miei dati e aspetto. C'è giorno che si aspetta di più, 2 ore, mezz'oretta, 10 minuti, e rimanere in attesa non è facile. Arriva una persona, parlo con una persona, conosco l'altra persona, e aspettare non è bello, non mi piace, non so per voi, per me non mi piace aspettare. Dio fa al momento giusto, Dio fa al momento perfetto. Questo è il tempo Kairos. Dio fa nel suo momento, non è quando io voglio. Impara ad aspettare, impara a fidarti. Dio è Dio, Dio è il Signore, e abbiamo imparato oggi che dobbiamo aspettare in preghiera. Pregare è parlare con Lui, pregare è aprire il mio cuore e dire Signore, io non posso, io non devo essere un credente che non conosce il Signore. Per conoscere il Signore io devo pregare. Amen? Dio fa tutto nel momento giusto. Io non devo fermarmi. Il mio ruolo è pregare, prepararmi e cercare il Signore. Credere, riposare, fidarmi, aspettare. L'ultima cosa che voglio dire, c'è saggezza nella attesa, nel momento di aspettare. Il Signore ci insegna quando stiamo aspettando. Il Signore ci parla quando stiamo aspettando. Amen, Chiesa? Io vorrei pregare con voi, perché dopo di parlare di preghiera, cosa dobbiamo fare? Pregare. Però oggi faremo una preghiera diversa. Cosa stai aspettando? Da quanto tempo stai aspettando? Come stai in questo momento di attesa? Cosa hai chiesto al Signore che Lui ancora non ha risposto? Cosa ci manca per capire questo tempo Kairos, questo momento giusto del Signore? Cosa ci manca per avere 100% di pace dentro del tuo cuore? Io vorrei pregare con voi. Chiudi i tuoi occhi. Abbiamo iniziato leggendo: ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Non so se in questo momento sarebbe quello che tu devi fare, gridare al Signore dicendo: Signore, ho bisogno di te. La parola ci insegna anche a confidare. Fermatevi, fermatevi. Riconoscete che io sono Dio. Parla col Signore adesso. Cosa ti manca?
Cosa stai aspettando? Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere. Non aspettare domani, non aspettare la prossima settimana. Dal Signore, consegna a Lui la tua preghiera. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Confida. La volontà del Signore è buona, gradita e perfetta. Cosa tu devi consegnare al Signore oggi? Sia fatta la tua volontà, Signore, come in cielo anche in terra. Venga il tuo regno, Signore. Venga, Signore. Cambia la nostra vita. Cambia, Signore, il mio cuore, la mia volontà, il mio desiderio di fare così cosa. Insegnami, Signore, a sperare, confidare. Signore, noi vogliamo quella pace di Dio che supera ogni intelligenza, quella pace che riempie il nostro cuore. Insegnaci, Signore, a capire il tuo tempo kairos, il tempo perfetto, il momento giusto. Io vorrei pregare e fare un invito a te, se per caso hai qualcosa dentro del tuo cuore, se per caso hai qualcosa da consegnare al Signore oggi, se il tuo cuore è pieno di problemi, se ti manca ancora confidare, riposare, se c'è qualcosa dentro di te adesso, io ti invito a alzare nel tuo posto, così possiamo pregare. Amen. Che Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen. 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 Il Spirito Santo è in mezzo a noi. Io non posso fare niente. Io non posso fare niente. Però io credo nel Signore. Però io credo nella sua parola. Lo so che ci sono altre persone anche. Oggi è la mattina di consegnare al Signore i tuoi problemi, la tua vita, il tuo cuore e di dire al Signore: Signore, aiutami. Io non posso fare niente. Ho paura. Ho mancanza di pace. Mi manca confidare in te, Signore. Io ti do la mia vita, i miei problemi. Alleluia, che Dio ti benedica. Signore è perfetto e Lui fa tutto nel momento giusto. Alleluia, alleluia. Signore, grazie, Padre. Grazie, Signore, perché sappiamo che la tua volontà è buona, perfetta e gradita. Sappiamo, Signore, che prima di parlare, prima di pregare, tu conosci ogni parola dentro di me. Tu, Signore, conosci la mia vita, la vita di ogni persona in questa mattina. Io ti chiedo, Signore, nel tuo nome, benedici, Signore, ogni persona. Signore, il Signore possa iniziare una grande opera che il
il Signore possa fare un cambiamento radicale in ogni persona questa mattina. Signore, aiuta il mio fratello a camminare. Riempi, Signore, il cuore di questa sorella, di questo fratello, della tua pace, della tua presenza, Signore. Grazie, Dio, che possiamo vivere, Signore, la tua parola. Che possiamo vivere, Signore. Benedici, Padre. Che il Signore possa riempire ogni cuore di gioia, di fiducia, di pace, di fede, di speranza. Nel nome di Gesù. Che da oggi in poi la tua vita possa cambiare. Alla fine di questo momento, che tu possa sentire la presenza dello Spirito fino al momento di entrare nella tua casa. Che il Signore possa benedire la tua settimana. Che il Signore possa benedire il tuo lavoro, la tua casa, il tuo cuore. Alleluia. Che il Signore possa cambiare il tuo cuore. Se c'è qualcosa che impedisce il tuo orecchio di sentire, di ascoltare, il tuo cuore di sentire la presenza dello Spirito, che il Signore possa parlare con te in questa mattina. Grazie, Signore, che possiamo vivere la tua parola, confidare e riposare in te, nel tuo nome. Amen. Amen. Tu puoi abbracciare la persona al tuo fianco, dare una parola di benedizione. 2 o 3 persone, va? Mi raccomando. Alleluia. 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 La cosa più bella di vivere in comunione, di vivere in famiglia, di vivere come Chiesa, è sperimentare questo rapporto tra fratelli, questa vita di comunione. Amen. Amen. Alziamoci in piedi adesso. Continuare a lodare e adorare Gesù. Amen. Adesso è un momento anche di dare al Signore quello che il Signore benedice la nostra vita ogni giorno, di consegnare a Lui le nostre decime, offerte. Ringraziamo a Gesù per quello che sta facendo con la nostra Chiesa. Dio è un Dio fedele, amen? Dio è un Dio fedele e anche in questo momento è un modo di ringraziare al Signore e di dire al Signore grazie per la tua fedeltà. Grazie, Signore, perché il Signore prende cura della mia vita, del mio lavoro. È un momento di dare a Gesù le nostre decime e le nostre offerte. Mentre cantiamo, potete venire con gioia, ok? Cantando e con gioia. Amen? Esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai lavato i nostri cuori.
signori, che apri mari, sei Dio di tutta la creazione, tuo nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai lavato i nostri cuori, ci hai dato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Signor dei signori, che apri i mari, sei Dio di tutta la creazione, tuo nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai lavato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Noi ti vogliamo ringraziare per questa offerta che abbiamo potuto dare a te, per riconoscere che tu sei il nostro Dio, che sei in controllo di tutto nella nostra vita e che ti dobbiamo questo, perché tu sei al di sopra di tutto, tu ci ami e fai tutto per il nostro bene. Hai lavato i nostri cuori, ci hai dato il tuo perdono, Dio. Tu hai perdonato tutti i nostri peccati. Ci hai rinnovati e ci hai fatti nuovi, Dio. Quindi ti ringraziamo e offriamo a te tutto questo. Nel tuo nome santo. Amen. Potete sedere. Amen. Alcuni avvisi veloci. Questa settimana, mercoledì, abbiamo anche messo su Instagram un auguri speciale, 8 marzo. Cosa succede 8 marzo? No, altro. Delle donne. Quello bello. Ah, bravo. Io vorrei adesso chiedere alle donne di alzarsi, così possiamo pregare e fare un applauso meraviglioso alle donne. Grazie! Ringraziamo a Dio per la vostra vita. Amen. Siete forti, bravissimi. No, ma facciamo un bello applauso, per favore. Uomini! Che Dio vi benedica. Amen. Come abbiamo letto, là sei profondamente amata, sei stata messa da parte, sei stata creata con scopo, sei stata scelta e considerata amica del Signore. Che bello! Dio vi benedica, amen? Amen. Questa settimana, allora sì, possiamo mettere quello altro avviso. Prossima domenica è una domenica molto importante, perché è la domenica di festeggiare la Chiesa Battista Agapi, che sta facendo 22, è maggiorenne adesso e può fare di tutto, ok? Auguri alla nostra Chiesa. 19 marzo, ore 10:30, ok? Prossima domenica dovete invitare altre persone, anche le persone che vengono da Belluno, Conegliano. Faremo un grande culto per ringraziare al Signore. Pastore Caio ci sarà prossima domenica, così faremo un grande culto celebrando, ringraziando al Signore che la nostra Chiesa sta arrivando fino adesso e è motivo di gioia. Amen? Possiamo ringraziare al Signore. Prossima domenica, compleanno della Chiesa, alle 19, giorno 19 alle 10:30.
e sei un nostro invitato. Che bello, sei un nostro invitato. Bravo. Un altro avviso, anche prossima domenica i nostri bambini faranno qualcosa di speciale perché si festeggia anche, abbiamo parlato delle donne, però c'è anche il giorno, certo, del papà, ok? C'è qualcosa là da mettere? Giorno del papà, c'è no? No? Va bene, ma dovete sapere che prossima domenica, papà, sta attento, ok? L'ultima cosa importante, abbiamo iniziato a strutturare e organizzare il nostro ministero di comunicazione. Vi chiedo per favore, se ancora non conoscete, abbiamo Facebook, Instagram, YouTube, il nostro sito stiamo ancora organizzando, però abbiamo creato un nuovo Instagram. Se per caso non conoscete ancora, dovete seguire Chiocciola Chiesa Agape Treviso. Torna là, Chiocciola Chiesa Agape Treviso. È bello, ogni giorno una cosa diversa, dovete seguire e anche invitare altri a fare parte. E l'ultima cosa è, se volete aiutare, se volete partecipare, se tu vuoi essere un volontario nel nostro ministero di comunicazione, potete parlare con Rogele. Rogele, per favore, saluta la Chiesa, Rogele. Rogele, capo della comunicazione, così potete parlare con lei. Va bene? Se volete dare una mano, aiutare, eccetera. E vi chiedo anche di pregare, perché questa settimana arriva Pastore Caio e sono sicuro che stiamo aspettando il ritorno del nostro pastore con gioia, e la prossima domenica sarà un culto molto speciale. Preghiamo anche per Pastore Caio. Amen? Amen. Preghiamo per finire. Invito il gruppo Lode di nuovo per venire qua, così possiamo finire cantando un'altra canzone. Dimmi, Alzira. Amém. Amém, amém. Se Patrícia è qua perché è tutto bene, no, Zira? Va bene, ringraziamo a Dio per la vita di Riccardo e tra poco lui torna. È un momento di vacanze, Patrícia? Un momento di attesa, di aspettare. Gruppo Lode, facciamo una preghiera per finire il nostro culto e così possiamo tornare a casa, ricordando che il nostro Dio è grande, meraviglioso, forte e che il Signore c'è tanto da fare questa settimana. Amen? Preghiamo. Grazie Signore, ti ringraziamo Gesù perché sappiamo che tu sei un Dio grande, abbiamo ascoltato la tua parola questa mattina Signore, abbiamo imparato il potere di aspettare in preghiera. Il Signore possa fare con che questa parola rimanga parlando dentro di noi, che possiamo continuare a sentire e ascoltare la tua voce, Signore. Grazie per la vita di Riccardo, grazie Signore per la sua guarigione, grazie Signore per la vita di Pastore Caio e Atti, che il Signore possa benedire la loro vita tornando, Signore, e ti ringraziamo per tutto, Signore, che la nostra settimana possa essere una settimana piena della grazia, dell'amore e della pace del Signore. Ti chiediamo nel tuo nome. Amen. Amen. Cantiamo per finire. Che Dio vi benedica. Buona settimana.